Gesù, Sì, seconda puntata per raccontare la tua vita. Abbiamo visto che ha riscontrato un sacco di interesse la tua prima puntata. Io direi di proseguire. Eravamo arrivati, se non ricordo male, ai 3 lavori che avevi fatto con il Cordas et Cannas e direi da lì di proseguire. sì, eravamo arrivati lì e anche, forse anche un po' oltre perché ho accennato anche agli altri due lavori, cioè che sono appunto Fronteras e Uru, gli altri due lavori fatti insieme. Vabbè, cosa succede? Intorno al 90 vado così a salti, perché ci vorrebbe un programma scritto per dire, per puntualizzare ogni evento, per dire. Quello che mi ricordo nel 90 siamo stati a Bruxelles eh, in un concerto alla, credo per l'Istituto di Cultura, non ricordo bene, insomma, da lì in poi sono successe una serie di legami con gli addetti ai lavori, ad esempio lì, in quel caso lì, ricordo un ingegnere del suono si, si occupò del nostro gruppo indicandolo a qualcun altro, a un promotore di Bruges, per cui ritornammo in Belgio, appunto anche a Bruges, dove ci siamo esibiti in una grande piazza, credo che sia la piazza principale di Bruges, e ricordava molto i preparativi, rimandava un po', non so, al quartetto dei Beatles, no? C'era molta aspettativa da questo quartetto di Cordes e Cannas. Noi non pensavamo di essere così importanti, però effettivamente fu un grande successo, tutta la piazza gremita. Siamo entrati dopo che il palcoscenico era già tutto pronto e da lì in poi continuò l'interesse per questo gruppo, tanto che nel, credo, 92 fummo invitati a un festival, 13° festival o 12° delle isole Shetland, che siamo a nord della Scozia, no? Ora le isole Shetland, gli abitanti, quello che ricordo che loro si sentono danesi, non si sentono tanto scozzesi, perché in effetti queste isole vennero cedute dal principe danese come dote poiché evidentemente era uno che sperperava, diciamo, i propri beni, quindi aveva regalato le isole Shetland alla sua sposa. Ecco. Dunque il gruppo di Cordes e Cannas ha riscosso un particolare successo sul piano internazionale, molto ovviamente anche nell'ambito di associazioni di sardi, un po' in tutto il mondo, incluso il Canada, così. Però bensì siamo entrati anche in qualche festival che non era prettamente organizzato dai sardi, ecco. Quindi questo qui ci rendeva internazionali, ed è stato in fin dei conti sempre la mia ambizione, se vogliamo dire così, di esportare la musica sarda fuori dall'isola. Ecco. Chi vi ha invitato per la prima volta fuori all'estero? Te lo ricordi? Sì, come dicevo, forse non vorrei sbagliare, ma credo che sia proprio nel 1990 all'Istituto di Cultura, il Museo Archeologico di Sassari fu il tramite,
e tra l'altro avevamo un assessore, De Cortes, in quel periodo, che indicò Cordes e Cannas come rappresentanti dell'isola per questo evento appunto Voi a Bruxelles. siete stati praticamente uno dei pochi gruppi della Sardegna che ha avuto questo riscontro a livello internazionale. Forse i Tenores di Bitti assieme a voi. I Tenores di Bitti vengono un bel po' dopo, cioè loro erano conosciuti nell'ambito delle manifestazioni folcloristiche, questo sì, però con Tenores di Bitti poi c'è un altro passo, ecco, dopo le isole Shetland, eh, parlando con il manager che avevamo conosciuto appunto a Mark Ringwood, conosciuto a Bruges, lui disse che esistevano festival simili a quello che era nato per mia scrittura, EMAS, European Meeting of Music and Arts in Sardinia, oppure evento, la E valeva come evento European, comunque questo evento internazionale delle musiche dei popoli che proveniva dalla prima manifestazione Primavera Jazz o Primavera Olbia Jazz che nasceva nell'89 ad Olbia. Sì, il manager inglese osservò, dice forse tu dovresti rivolgerti alla WOMAD. Ho detto WOMAD, e cos'è WOMAD? Non conosci l'organizzazione di Peter Gabriel? Ho detto, bah, francamente no. Allora loro organizzano eventi in tutto il mondo, e da quello che dici tu, che sei interessato alla musica dei popoli, stai percorrendo lo stesso tragitto e forse vi dovreste conoscere. Ho detto va bene, ok, allora portami dal direttore artistico, e così fu che ci prendemmo un appuntamento fuori Londra e siamo arrivati appunto alla sede a box della WOMAD, dove convivono, divisi da un fiume, WOMAD e Real World, che sono una è la casa di produzione dei dischi dell'etichetta di Peter Gabriel e Company, e l'altra WOMAD è World of Music, Art and Dance, è ugualmente fondata sì da Peter Gabriel ma insieme a Thomas Bluman, che era il primo direttore artistico, quello che c'era ai tempi in cui iniziò la collaborazione anche con Olbia, perché nel 96 per esempio abbiamo avuto alcune rappresentazioni di WOMAD a Olbia. Poteva essere l'evento realizzato anche ad Olbia, se non che le amministrazioni locali non riuscirono a stare al ritmo, perché in queste cose qua è necessario programmare 1, 2 anni, anche 3 anni prima, ecco, per dire, e dare almeno, non è neanche una questione di soldi, è una questione di welcome, il benvenuto. A quel punto noi avremmo il festival anche in questa città, nella mia città. Vabbè, dunque, accade che nel 95 mi pare, ecco, invitai il direttore artistico per seguire un evento di EMAS ad Olbia, e in quell'occasione andammo addirittura di notte al castello di Pedres, perché si pensava a una location per realizzare un evento, poteva essere appunto quello lì, il castello di Pedres con la tomba dei giganti lì vicino, ma insomma non se ne fece niente di questo evento a Olbia. L'unica cosa che quando partì Thomas all'aeroporto di Olbia consegnai 2 CD, sia Cordas e Cannas e Tenores di Bitti, il gruppo Remuno e Locum. Il disco era in Tonos, registrato tra l'altro da Raffaele Musia, un tecnico del suono
preparatissimo e bravo nella registrazione acustica. E dunque alcuni giorni dopo ricevetti l'invito per portare Tenores di Bitti a un evento della UOMAD o presso la Real World, insomma. E così fu che prima con un po' di tentennamento da parte del gruppo, perché erano impegnati comunque già, loro erano abituati a girare il mondo in altri ambiti, ma alla fine vennero ingaggiati dal team di Real World e fu a Cáceres, se non sbaglio nel 96, non vorrei sbagliare, ma che abbiamo anche raggiunto l'accordo di produrre un disco S'amore de Mama per Tenores di Bitti. E allo stesso tempo, siccome suonai a Cáceres durante il festival, mi chiedevano se avevo il CD, ne parlai con Thomas e dice: aspetta, prima che tu ti produca un CD lo possiamo produrre noi. Quindi Cáceres in Estremadura fu un evento proficuo sia per i Tenores di Bitti che per me come solista. Infatti in seguito si programmarono i 2 volumi nel 95-96, siamo nel 96, a Beatty venne Michael Brook, il tecnico del suono canadese, veniva direttamente dal Pakistan poiché registrava Nusrat Fateh Ali Khan, ritenuto il più grande cantante della Sufi del Pakistan, no? E venne appunto con me a Beatty e lì registrammo il CD dei Tenores di Beatty, S'amore Man, ma totalmente, si chiama full binaural, con il sistema binaural che sono 2 microfonini sistemati qua nelle orecchie, così un sistema. Ecco, arriva la chiamata. Dobbiamo interrompere, quindi... Beh, abbiamo sempre... Aspetta che interrompo. Aspetta che lo spengo del tutto il telefono. Ma proseguiamo, anche l'interruzione della telefonata serve a riflettere. Ascolta, Gesù, quindi in quanti e quali paesi sei stato tu? Che cosa ti ha insegnato l'esperienza internazionale? Siete cresciuti tanto? Ma Ti è servita insomma questa esperienza? assolutamente sì, cioè sono stati anni di confronto, che è quello che volevo alla fine, che la musica sarda si presentava accanto a tanti altri paesi. Ogni evento UOMAD ne ho catalogati almeno una decina, cioè stiamo parlando del 95 Adelaide, poi mi pare 96 Adelaide, 97 Auckland, New Zealand, poi fino a forse l'ultimo 98 Singapore, ma nel frattempo anche c'è stato quello del forse 95 alla Real World vera e propria, cioè alla Real World per The Recording Week, però una settimana prima a Rivermate, che era l'evento più importante che facevano allora. Quindi, Come sì. siete stati accolti in questi paesi? La vostra musica come è stata accolta? Ma allora, dunque, se stiamo parlando di Cordes e Cannas, sempre molto bene. Abbiamo fatto anche un evento UOMAD con Cordes e Cannas, però tutti gli UOMAD di cui parlo
si trattava di Tenori Esibiti come quartetto e io da solista come chitarra, e siamo stati accolti sempre alla pari di tutti gli altri popoli, cioè come ti dicevo potevano esserci, non so, dal Pakistan all'India, paesi dell'est, quindi Africa, molti, Senegal, Kenya, non so, Sudafrica, Brasile, poi non so, anche dall'Inghilterra, dall'Irlanda, un po' da tutto il pianeta, perché chiaramente non è un evento che poteva produrre, come dire, tutti quanti, non so, tutti gli artisti della Sardegna, magari fosse così, però è stato una specie di campionamento, perché se noi vogliamo parlare di canti a tenore, se canti a tenore in Sardegna sono una meraviglia, ce ne sono tanti, infatti è stata una casualità quella dei tenori esibiti e non deve essere mai inteso come una scelta per dire questi sono i migliori di tutti, assolutamente no, è stato un caso, sono sicuramente tra i più rappresentativi, però il canto a tenore nell'isola è così come tutte le altre forme di arte, canto a chitarra che non è stato incluso a UOMAD, ma pazienza, cioè, come ripeto, questa fondazione ha fatto sì che molti paesi del mondo si trovassero a confronto, quindi è innegabile che l'isola abbia subito il fascino e l'influenza anche di questi eventi che ha portato poi altri a cercare di fare altrettanto, tra manifestazioni, produzioni simili e così via. L'esperienza più bella qual è stata? Ma la più bella forse quella che ricordo con più, non dico nostalgia, però mi ha lasciato qualcosa che manca, è avere dormito nelle grandi case dei Maori e aver incontrato quelle tribù che io ho sempre studiato in antropologia, quindi per me i viaggi in musica sono stati come delle ricerche su campo in antropologia, un modo per conoscere i popoli e confrontarsi. E quando invece suonavi praticamente da solo, senza i cordas e te cannas, che cosa proponevi? Beh, ho un mio repertorio per chitarra, la chitarra aperta in si bemolle, che deriva insomma da un processo abbastanza lungo di ricerca, tra cui di sicuro in questa storia c'entra abbondantemente il mio amico Marino De Rosas, che propose lui per primo, dice: questa chitarra cordata in do aperto è quella che funziona meglio, si può suonare tutta la musica sarda, no? Qualcosa del genere, e anche di più, composizione moderna. Quindi io arrivai a questa conclusione, un temperamento più forse rilassato, un si bemolle, addirittura adesso sperimento anche il 432, è una frequenza che la porta ancora più in basso, no? Uno stato d'animo più rilassato così. E quindi sì, c'è un'esperienza delle chitarre dove appunto in questo c'entrano Alberto Balia, tra cui ricordo, per chi non lo conoscesse, di andarsi ad ascoltare Fiuda Bagadia, per esempio, che viene dai Fisiomellis, dal suonatore di Leonidas, ritenuto, diciamo, la stella dei suonatori di Leonidas in Sardegna. E credo che questo sia riconosciuto all'unanimità. Ecco, poi i Massimo Nardi, con i quali tra l'altro insomma ebbi il piacere di formare a Banegra con Carlo Mariani, che ci ha lasciati, non c'è più, che suonava le Leonidas. C'è stato insomma una corrente di musicisti che venivano laziali, o Luca Balbo, che non ho mai più sentito, insomma, che hanno studiato la Sardegna attraverso
la musica delle Launeddas andavano da Dionigi Burranca di Ortacesus. Tu, Ecco, sì. Gesù, hai avuto, siccome ne hai già accennato poco fa, hai avuto la fortuna e il merito di aver conosciuto un personaggio di livello internazionale, cioè Peter Gabriel. Parlami un po' di lui, raccontami un po' questa conoscenza, qualche aneddoto, perché sono curioso io, ma secondo me sono curiosi quelli che ascolteranno questa intervista. Beh, è stato appunto la casualità, come dicevo prima, che parlando di musiche dei popoli e la passione per organizzare eventi come era l'EMMAS, l'evento di musica Olbia, ci ha portati a stare vicino a WOMAD e quindi in quell'occasione era inevitabile conoscere Peter Gabriel. Io per la verità non seguivo tanto i Genesis, in quanto a quei tempi ero affascinato più dalla chitarra, Jimi Hendrix, Eric Clapton, così, o non so, prima abbiamo suonato i Beatles, i Rolling Stones, quindi conoscerlo sicuramente forse neanche mi rendevo conto che stavo conoscendo realmente un genio della musica, non solo in quanto musicista, dal punto di vista umano e per una immensa capacità di relazionarsi al mondo in termini mediatici, un imprenditore della musica. E come sono comunque il mondo della music business inglese caratterizzati dalla capacità di saper gestire questo mercato in tutto il mondo forse meglio di qualsiasi altro paese, perlomeno questa rimane la mia opinione, non so se sarà condivisa dai molti, che l'Inghilterra ha avuto questo merito. Ci sono anche altri paesi che chiaramente oggi la musica è coltivata e prodotta bene ovunque, ma insomma, ritornando, Peter si è invaghito della Sardegna, era stato a casa mia e da lì è servito un po' come trampolino di lancio per andare a vedere e visitare la costa, per cui alla fine acquistò Licapanni, che è l'albergo diffuso vicino a Palau, dopo Canigioni, vicino a Palau. Poi in seguito, voglio dire, noi ci siamo frequentati, ma a un certo punto molte persone mi chiedevano: vorrei conoscere Peter Gabriel. E io ho sempre detto: ma lo incontri per strada, lo saluti, è una persona che sei così, diciamo, semplice e così come impegnata nel suo lavoro, ma pensa che ha così tanti impegni che potrebbe essere paragonato, non so, a un ministro, il Papa, che ne so, sempre impegnato nei suoi bellissimi progetti. Qualche aneddoto però c'ho per raccontare. Una volta mi dicevi che forse hai dormito anche a casa sua, mi sembra, no? O no? Sì, 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 ricambiò l'ospitalità. Beh, da questo punto di vista io ho avuto occasione di conoscere personaggi straordinari. In una di quelle era Val Kilmer. Sì, durante una cena non mi ero reso conto di stare con un team del cinema in un ristorante di Londra e poi siamo finiti appunto a casa sua, che è un vecchio mulino restaurato, che per entrare la porta è un po' più bassa del solito, ma è un'architettura comunque sempre essenziale, sobria, così come si vada a vedere gli studi dell'Arial World, sono costruzioni da sogno. E poi, prima di tutto, non so se con lui hai parlato, scambiato delle opinioni, poi hai conosciuto anche altri personaggi importantissimi, tipo Joe Strummer, no? Ah, durante The Recording Week incontrai, sì, Joe Strummer. Ricordiamo chi è.
che stiamo parlando del cantante, compositore, chitarrista, aveva una Telecaster tutta con rusted, un po' arrugginita, e io avevo la mia chitarra, quindi ci siamo anche un po' confrontati senza sapere di chi si trattava. Dopodiché, quando gli ho chiesto, anzi lui ha visto come maneggiavo la mia chitarra. That's fine, very good, great, dice, vieni alla mia Strammerville. Strammerville, ho detto sì, I'm Joe Strammer. Ho detto, Joe Strammer, ho detto, ma allora forse in quel momento me ne sono reso conto, stiamo parlando dei Clash, no? E ho detto yes, e dice, allora can I have a photo with you, perché mia figlia in particolare ama questo gruppo, e così insomma, così è successo. Insomma, questa esperienza londinese, Se per da questo punto di vista mi ritengo fortunato di aver stretto la mano a Paco de Lucia quando ero con Aldi Meola a Sant'Annarresi, ma me ne sono successe veramente di tutti i colori. In questo senso qua molti personaggi famosi sono capitati, ma non per questo non ho mai voluto sfoggiare questo aspetto, diciamo, che poi diventa folcloristico nei termini, nel senso proprio riduttivi della, più che folcloristico, cioè le cose che fanno scoop solo perché il personaggio è famoso, ma vabbè, ma vediamo dove sta il rapporto. Con Aldi Meola eravamo particolarmente amici, anzi siamo rimasti amici, solo che lui, beato lui, continua a suonare tanto. Io in questo periodo sono abbastanza, diciamo, fermo a riflettere sulle cose che ho fatto, cercando di riepilogare. Stiamo a produrre un docufilm con mio figlio, seguo un po' mia figlia nel canto, perché lei è anche cantante. sì, io stavo per dire che questa intervista è un'intervista a fior di nervi, perché è un periodo in cui tu soffri anche e stai suonando di meno, giusto? Sì, 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 no, chiaramente sto soffrendo una patologia i nervi che sono pinzati, pinzati qua nel coso, cioè penso che ormai è diventata cronica e ci lavoro su, faccio stretching, ho stiramenti e così via, ma andremo a vedere come sarà la conclusione. Allora, per chiudere Non amo, diciamo, i prodotti farmaceutici, questo lo dico, non mi dispiace, ma per chiudere questo secondo passaggio, poi continueremo così, abbiamo diciamo, un riepilogo della tua vita intensissima. Fra tutti i personaggi, chiamiamoli famosi, chi è quello che secondo te ha avuto più rilevanza per te? Se ce n'è qualcuno, oppure sono tutti allo stesso piano? beh, no, a questo punto di sicuro il caso di Peter Gabriel è servito per capire come molte cose sono possibili, ma devi veramente avere le qualità. Di sicuro è il personaggio che magari mi ha anche influenzato, sì, da un certo punto di vista sì, Tu sei sono aperto al soprattutto mondo. innamorato, mi sembra, della mentalità inglese, dal punto di vista Sì, così esatto, economico, del business. esatto, Me sì. lo dici Da perché? questo punto di vista sì, ma però devo dire che ci- non voglio omettere i nomi che sono meno famosi e che ritengo importanti, che sono nostri. Prima, non so, ho menzionato alcuni con cui ho collaborato in passato in altre formazioni, ma non so, io nel 2015, quando mi separai da Cortese Canna, subito dopo ho costituito un ensemble chiamato BES, come sarebbe un dio pagano BES, ma che sta per Bon Boys Ensemble Sardinia, tra i quali c'è nelle registrazioni anche Mario Massa, un trombettista che forse in pochi conoscono come
ce ne sono altri cari amici molto più conosciuti e così Ma sui sardi altri adesso ci torneremo magari nella terza puntata sui sardi. certamente sì. Io ti ringrazio e Gesù e appuntamento allora al prossimo step. Va bene, Grazie. perfetto, sì. Ciao, ciao a tutti.